Siamo con Federico Spiazzi, montatore, cameraman di Maistrack, questo film che stiamo per vedere. È un film che parla della convivenza di 6 lavoratori nei cantieri del Veneto, della convivenza nel lavoro e poi anche come sono le loro vite, e lavoratori che appunto rispecchiano la composizione del Veneto, cioè multietnici e appunto un universo che vedete. No, ti chiedo di spiegare un po' come è nata l'idea e certo. eccetera eccetera. Allora, appunto, grazie di essere qua. Tra l'altro sono venuto accompagnato da uno dei protagonisti del documentario, che è Iela, un ragazzo di 24 anni che viene dalla Nigeria, infatti vuole stare vicino a me perché credo sia abbastanza prezioso anche la sua voce. E allora questo progetto nasce da Filippo Meneghetti, che è il regista, che purtroppo non può essere qua, ma parlerò io per tutti noi. L'abbiamo girato, insomma credo sia l'assetto di tutti questi documentari, in 3 persone. Abbiamo tutti una formazione, diciamo, da filmmaker, veniamo fuori da una scuola di cinema privata. Meneghetti la fece 4 anni prima di me, poi insomma attraverso comunque quel contesto ci siamo conosciuti a Roma, questo, e mi parlò di questa sua intenzione di fare un progetto sull'immigrazione in Veneto. E ovviamente poi confrontandoci abbiamo individuato un contesto che è quello dell'edilizia, dove le realtà appunto, dove le varie etnie si incontrano e lavorano insieme. Dunque l'intento di Meneghetti era fare un progetto di tipo, una ricerca di tipo antropologica. E dunque siamo partiti con lo stare 3 mesi nei contesti che poi siamo andati a riprendere senza telecamera, appunto a stretto contatto con queste realtà, che sono state appunto per esempio un cantiere gestito da un'impresa di rumeni. Dunque stavamo con loro, facevamo la pausa pranzo, piuttosto che il venerdì sera dopo la fine dei lavori siamo andati con loro al bowling, tutte cose che poi siamo tornati invece con la telecamera. Ecco, abbiamo individuato 6 storie in tutto, 6 personaggi, appunto un imprenditore rumeno, un imprenditore veneto, un'operaia veneta, un operaio nigeriano e 2 operai del Portogallo, portoghesi, sì, uno con origini di Capoverde e basta, mi sembra. Allora, il caso, la storia appunto che è più rappresentativa di questo progetto è quella di Ayela, di questo ragazzo mio coetaneo, abbiamo entrambi 24 anni, che abbiamo seguito dalla sua formazione per diventare muratore, diciamo, in realtà macchine movimento terra era il suo corso, gestito da un corso tenuto da Edilscuola, che è una cosa della CGIL, per appunto immigrati disoccupati, e con lui l'abbiamo seguito da questa formazione fino all'effettivo lavoro sul campo, dove tuttora ancora sta lavorando, nella più bassa veronese, e da qui poi insomma è nata, appunto, anche perché coetanei, io tra l'altro sono di Verona mentre Meneghetti è di Padova, e siamo rimasti in contatto, è nata un'amicizia. L'aspetto produttivo è stato
abbiamo trovato un finanziamento dalla CGIL, perché ovviamente senza soldi non si può fare un documentario. L'abbiamo trovato nella CGIL a posteriori, quando già il progetto era stato scritto, dunque non è un progetto su committenza magari come potrebbe sembrare, ma niente, siamo andati con questo progetto da varie realtà e la CGIL è stata quella che ci ha dato un aiuto economico e soprattutto l'aspetto ci ha dato un aiuto di tipo logistico, facendoci entrare nei cantieri piuttosto che nelle fabbriche. Siamo stati in una fabbrica di pali, di cemento. Ecco, quello che il prodotto finale, in poche parole, sono queste storie, queste sei persone, ognuna che racconta la propria vita all'interno del cantiere dal proprio punto di vista, e dunque ci sarà un ragazzo che ha appena iniziato a lavorare, che pensa al futuro, una operaia invece già di madre di famiglia, credo sui 50, che fa un punto della situazione rabbioso abbastanza anche nei confronti di queste nuove generazioni o nuovi flussi di immigrati appunto che magari portano via il lavoro, piuttosto che il punto di vista di un imprenditore veneto vicino a un imprenditore rumeno arrivato, ha fatto 10 anni di lavoro in nero e dopodiché è riuscito a diventare artigiano e ad aprire una sua piccola impresa. Ecco, dunque è un mosaico, una polifonia di voci direttamente dai protagonisti che lavorano ogni giorno nei cantieri di questo Veneto, che sembra che è sempre più, che progredisce verso uno sviluppo edilizio sempre maggiore. Ecco, rispetto a questo progredire dell'edilizia, l'imprenditore veneto ci dà una sua testimonianza raccontandoci, accennando anche ai fantasmi, fra virgolette, che ci sta, alla speculazione, ecco, magari che ci sta sotto a questo costruire, magari costruire poi in realtà solo per fare soldi e in case che non ci va ad abitare nessuno. Ecco, è appunto una panoramica di molte cose.